Felice. Jessica Canton, sindaco di Fiume Veneto. Allora, offerte per i centri estivi sul territorio. 2 minuti, grazie sindaco. Sì, direttore, delibera di giunta proprio di oggi nella quale abbiamo approvato le attività dei centri estivi sul territorio. Dopo un anno particolare, quello del 2020, in cui proprio per le difficoltà che affrontavano le realtà del nostro territorio ci siamo messi in prima persona come comune a organizzare dei centri estivi, quest'anno, visto che le condizioni lo consentivano, abbiamo lasciato a chi ha un'esperienza pluriennale nell'organizzazione dei centri estivi il compito, tra virgolette, di riportare per i ragazzi un momento di creatività, un momento di socialità, e quindi 5 offerte, 5 proposte: le nostre scuole dell'infanzia, sia quella di Fiume Veneto che quella di Bannia, l'AS di Raduga, un'associazione di ginnastica ritmica, e il Fiume Calcio Bannia con il suo Two Sport Week, oltre all'associazione Joy. E non dobbiamo dimenticare, quest'anno ritornano anche i Grest delle 3 parrocchie, Pescincanna, Fiume Veneto e Bannia. Come fa il comune la sua parte? Beh, con un patrocinio, con la concessione gratuita dei locali, ma anche dando appunto un sostegno, un contributo economico, un contributo straordinario che quest'anno si attesta sui 52.000 euro circa, e quindi con il contributo del comune affiancato a quello che sarà sicuramente il contributo regionale, e mi pare di capire che nei prossimi giorni anche l'INPS dovrebbe dirci qualcosa a riguardo, i genitori arriveranno, in alcuni casi ovviamente, ad abbattere completamente il costo. Un'offerta formativa dai 3 ai 14 anni, insomma i ragazzi se lo meritano, direttore, quindi, e tutte le famiglie. Jessica Canton, sindaco di Fiume Veneto, grazie.